Niente, siamo venuti a trovare l'amico Adolfo Tiozzo del Budapest Caffè, qui di Piazza Europa, diciamo un bar diciamo da alcuni additato come distributore, da altri invece sostenuto perché diciamo in questo momento particolare. Ieri c'è stato questo provvedimento pubblicato sull'albo Pretorio Online che noi abbiamo pubblicato su Chioggia Azzurra e devo dire che questa ordinanza del Comune di Chioggia è stato per me un fulmine a ciel sereno. Un fulmine a ciel sereno perché stiamo per ripartire tutti. Dopo mesi e mesi di chiusura dovuta all'emergenza Covid, questo è il primo weekend che il Veneto si trova in zona bianca, non ha limiti d'orario, sono state un po' allentate le regole guida insomma, per il divertimento, e questa chiusura così forzata della musica, non dell'attività, perché parliamo solo di sospensione della musica, arriva in un momento sbagliato, anche perché si riferisce a una sanzione dovuta a un verbale successo ad agosto del 2020, dell'anno scorso, già notificato e sanzionato ad ottobre. Quindi tu hai pagato già la sanzione di quel provvedimento? No, c'è ancora un ricorso in corso per questo provvedimento e non siamo ancora stati sentiti, per cui a fare adesso, dopo un mese che già stiamo facendo di concertini però in forma ridotta, perché con il coprifuoco ovviamente li abbiamo fatti al pomeriggio, per cui neanche in fascia di disturbo alla quiete pubblica, per cui solo così, per non farsi fare concorrenza delle altre attività che già stanno partendo, lungomare, spiagge eccetera. Adesso da domani, che è sabato, tutta Sottomarina riparte con feste nelle spiagge, feste in lungomare, feste in Piazza l'Italia, e Piazza l'Europa sarà spenta perché il provvedimento comunale ci ha tagliato le gambe. Mi permetto, così, tu sai che ti sono amico, cioè, è una vita che ci parliamo, ci conosciamo da tanto tempo. Allora, tu sai che mi sono sempre esposto personalmente dicendo che le attività è giusto che lavorino, certo. Però anche nei commenti di ieri c'erano alcuni che si lamentavano fortemente, dei residenti, e altri invece che insomma, però ti chiedo, non è che è possibile a volte magari tenere la musica un po' più bassa e magari evitare, diciamo, perché effettivamente se uno abita qua, vi spiego, anche se tu hai il diritto di lavorare e fai un servizio, però vi spiego, da ottobre, quando il Comune con un'ordinanza ci ha imposto di limitare i volumi, di adottare determinati provvedimenti, sono stati accolti e sono stati anche eseguiti. Abbiamo diciamo, pensato quest'anno di concentrare più nella zona nostra del bar piuttosto che fare una festa per la piazza, per cui ci interessa più accontentare i nostri clienti nei nostri spazi dedicati piuttosto che fare musica per tutta la piazza come negli anni scorsi, per cui sia come impianto acustico e sia come tipo di serate quest'estate ci si proponeva di fare un qualcosa di più contenuto per evitare il disturbo. Ovvio che se il Comune presenti una richiesta e ti dà l'autorizzazione, ti dà la licenza a farlo, io sono un commerciante e se mi dicono che posso vendere birra, vendo birra, se mi dicono che posso suonare fino a mezzanotte, suono fino a mezzanotte. Certo, non vogliamo disturbare nessuno, abbiamo dei limiti e quest'anno era l'anno del riscatto del bar, per cui non capisco adesso questo. Sembra quasi un accanimento nei nostri confronti dopo anche gli ultimi controlli effettuati lo mese scorso. Senti, non per darti un aiuto dal punto di vista mediatico, io ancora qualche mese fa ero qua, non mi ricordo il periodo, e ho visto un gruppo di ragazzi tra l'altro molto giovani, con delle ragazze giovanissime, assolutamente minorenni, che sono andati nel supermercato qui vicino, hanno preso una cassetta di birra, uno scatoloncino e sono andati, era il pomeriggio, e sono andati nel campo qui vicino, tranquillamente a bere birra ai giardinetti. Allora, e poi so per certo che tanti di ragazzi che vengono la sera, che fanno la fine del mondo, urinano, brigano purtroppo, e vanno anche, non è che comprano solo qua da te, prendono da altri, poi il punto di ritrovato questo. Domanda che tu stesso mi avevi detto che volevate vedere di fare, non potreste cercare di coinvolgere, che ne so, pagando un vigilante, eccetera, una persona presente, ho capito che c'è un costo, però che tocchi un tasto del quale abbiamo già provveduto, perché io adesso ho 2 persone che curano la nostra vigilanza nelle nostre aree di competenza. Ovviamente io non posso entrare ai giardini a mandare via la gente, questo è compito delle forze dell'ordine, alle quali abbiamo segnalato più volte tra l'altro il fatto che il cancello è rotto e possono entrare, bivaccano durante tutte le notti, non solo quando al sabato noi facciamo musica, ma anche durante la settimana, e questo è successo anche l'anno scorso. Davano la colpa al bar, ma il bar era chiuso, io facevo musica solo il sabato, per cui questa cosa della pulizia della piazza e della sicurezza dei nostri clienti e del vicinato noi la curiamo fino a che siamo aperti. Come bar, la musica stacca a mezzanotte, il bar aperto fino alle 2, fino alle 3, noi abbiamo la sicurezza qua.